90 anni sono un traguardo importante. L'RV Venturoli, società sementiera bolognese, ha deciso di festeggiarli con una giornata dedicata al valore del seme nel sistema agroindustriale. Un'occasione per fare festa, per incontrare amici e collaboratori, ma anche per guardare al futuro, come l'azienda ha sempre fatto fin dalla sua fondazione nel 1932, quando Luigi Venturoli decise in quel di Pianoro, alle porte di Bologna, di iniziare a produrre e commercializzare sementi di cereali, e lo fece già allora puntando sulla qualità, tanto che nella tenuta di San Rossore, all'epoca di proprietà del Re d'Italia, si coltivava il frumento Venturoli. Ma torniamo a questa giornata che si è aperta con un convegno nel quale sono state analizzate e approfondite il valore delle sementi sia nella filiera dell'alimentazione umana, nella filiera zootecnica e bioenergetica, con un'attenzione particolare ovviamente riservata ai frumenti teneri ibridi che RV Venturoli ha lanciato per la prima volta sul mercato italiano nel 2006. Presidente, 90 anni per l'azienda. Lei, quando l'azienda è stata fondata dal suo babbo, era un bambino, però poi in azienda è entrato, l'ha vista crescere di tutti questi anni. Quali sono i ricordi che ha, quelli più cari? Ne ho parecchi, ne ho parecchi. Ma direi che allora, è stato molto importante poter iniziare la certificazione volontaria delle sementi, poiché con la Cariplo, esibendo il cartellino di certificazione, l'agricoltore veniva premiato. E allora noi abbiamo anticipato un po' i tempi e riuscivamo a piazzare dei frumenti anche a causa di questo motivo. Poi cosa è successo? Poi siamo entrati, grazie a mia moglie, come avevo anticipato, ad avere delle esclusive importanti. Sugli ordi distici autunnali siamo stati i primi a introdurli, sui mais ibridi a foglia retta, dopo con la americana Renke, con i sorghi bianchi a basso contenuto di tannino, ultimamente con gli ibridi di frumento, con la Saaten Union, nei quali crediamo molto. Per voi l'innovazione è sempre stata importantissima, ci ha raccontato alcune tappe su questa strada andate avanti, un'azienda familiare, e non sono tante, con 90 anni di storia. Adesso ci sono le nuove generazioni in azienda, anche questa direi che è una bella soddisfazione. È una bellissima soddisfazione, perché avevamo pensato alcuni anni or sono di cedere l'azienda perché non c'era interesse da parte di nessuno in famiglia. Poi improvvisamente mio nipote ha fatto agraria, il settore gli piace, ma piace anche a mia figlia, per cui a questo punto abbiamo detto allora va bene, allora continuiamo. Io finché posso una mano la do, volentieri. Antonio Boschetti, direttore responsabile dell'Informatore Agrario, questa mattinata dedicata ai cereali, al futuro di questo settore, sappiamo fra commodity, specializzazione, ibridi. Allora vogliamo tirare un pochino le somme, il futuro quale sarà dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista? Ma io credo che sia emerso abbastanza chiaramente che il futuro sia quello di uscire dalla condizione di commodities. Le strade sono diverse, una è senz'altro quella delle specialties, quindi queste nicchie di mercato, nicchie di consumo che devono essere assecondate con delle varietà, con una selezione genetica, con disciplinari di coltivazione specifici. L'altra strada, molto più ampia in termini di volumi e di superficie coinvolte, è quella dei contratti di filiera. Anche i contratti di filiera comunque richiedono tecniche colturali specifiche e spesso anche varietà dedicate. Per cui credo che sia emerso in maniera molto chiara il ruolo della selezione genetica, del miglioramento genetico per il futuro della competitività della nostra agricoltura. Per cui ecco, rimettiamo al centro il miglioramento genetico anche in vista, in prospettiva di un farm to fork che porterà a ridurre gli altri mezzi tecnici che in questi 50 anni hanno garantito il progresso nella produttività delle colture. Voglio dire gli agrofarmaci e i fertilizzanti. Ci rimane come leva competitiva
il miglioramento genetico. Belle sfide per l'RV Venturoli che oggi compie 90 anni, che ha sempre puntato sull'innovazione. Una sfida che li stimolerà a rimanere sul mercato altri 90 anni, a innovare per altri 90 anni, a proporci varietà nuove come stanno facendo, ad esempio interessantissimo il caso degli ibridi di frumento tenero che consentono, grazie all'eterosi, una maggiore produttività e quindi anche in prospettiva della transizione ecologica e della necessità di autoapprovvigionare i nostri allevamenti cercando di limitare quindi le importazioni di materia prima. Ecco, credo che questi ibridi possano essere molto interessanti e credo che lo vedremo, verrà dimostrato proprio nella seconda parte della tavola rotonda di oggi. Well, at this moment it is particularly an opportunity because it brings a higher and more consistent. In questo momento particolare sono un'opportunità perché garantiscono delle rese più alte e costanti, ma allo stesso tempo più alto è il prezzo di una commodity e più facile avere un ritorno sugli investimenti necessari per questi semi. High expensive seed. At this moment we have the higher prices. In questo momento abbiamo prezzi del grano più alti mai visti, più di 450 euro per tonnellata, così se non si sono mai provati è l'anno per provarli, perché il beneficio in termini di guadagno è immediato e anche se in futuro i prezzi scenderanno garantiscono comunque un'entrata regolare per gli agricoltori. So high, hybrid wheat has a lot of value for maintaining a regular income of farmers. Professor Formigoni, il mondo sementiero, le aziende sementiere come possono affiancare per il futuro le filiere zootecniche perché continuino ad essere competitive e sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale che per il benessere animale? Le aziende sementiere hanno un ruolo fondamentale in quanto attraverso lo sviluppo di nuove varietà, di nuove piante utili all'alimentazione animale svolgono il ruolo essenziale per garantire una maggiore produttività, quindi sostenibilità anche economica, ma anche perché possono attraverso lo sviluppo di nuove risorse vegetali condizionare in maniera fortissima la qualità del prodotto finale che ci attendiamo dai nostri animali e condizionarne anche la salute e il benessere. Quindi sostanzialmente, come da sempre poi in agricoltura è avvenuto, il legame fra il terreno, le piante che otteniamo dal terreno e l'utilizzazione delle stesse, oltre che per il food, quindi per l'alimentazione dell'uomo, ma anche per l'alimentazione degli animali, è determinante. Dobbiamo investire di più in genetica rispetto forse a quello che è stato fatto nel passato o più velocemente, diciamo, in quanto oggi abbiamo anche delle sfide climatiche molto importanti. Per esempio, ne è stato accennato stamattina nel convegno, il cambio delle temperature, il cambio della disponibilità di acqua pone esigenze nuove rispetto al passato e possiamo attingere a quelle che sono esperienze che già per esempio la Ring Venturoli ha maturato, tipico il caso del sorgo, che è una pianta che si adatta molto meglio a queste nuove capacità, ma nell'insieme queste nuove sfide pongono l'esigenza di investire assolutamente. Quindi il sorgo in un prossimo futuro, adesso il sorgo lo pensiamo tanto per l'alimentazione dei polli, insomma comunque degli avicoli, per i bovini viene considerato forse un po' residuale. C'è dello spazio? C'è assolutamente molto spazio, noi abbiamo condotto delle ricerche già a partire dal 2003. Quando c'è stata la prima emergenza micotossine che ha coinvolto il mais, la sostituzione del mais con sorgo ha portato alla produzione di un latte e di formaggi più salubri, quindi senza presenza di micotossine, senza di fatto generare alcun problema da un punto di vista produttivo. Poi ulteriori ricerche specificatamente dedicate non hanno fatto altro che dimostrare ciò che nel mondo sappiamo, e cioè che il sorgo può sostituire assolutamente il mais, ovviamente con opportuni aggiustamenti della dieta, ma è assolutamente il miglior candidato fra i cereali a sostituire il mais. È solo un problema di abitudine. Quindi insomma abbiamo ancora tanta strada da fare. Sì. Io la ringrazio. Ma abbiamo tutte le conoscenze per farla velocemente se vogliamo. Questo è molto positivo e molto importante. Professore, la ringrazio e a questo punto è il momento di andare in campo perché i cereali in particolare, vista la stagione, li vogliamo anche toccare con mano e vedere come si comportano. A dopo.